per la libertà di Sicilia in questa chiesa sacra a Dio e ai suoi santissimi martiri cospirano il primo cappellano di essa, sacerdote Giuseppe Lavilla, e i suoi ferventi compagni, dottor Pietro Minnelli, sacerdote di Bonaventura Calabrò, Giuseppe Candia, Natale Seidita, Antonio Pitaggio, Giuseppe Loverde, Michele Teresi, Salvatore Martinez, Salvatore Meccio, che da martiri moschettati dalla tirannia borbonica, i primi 9 a 31 gennaio 1822, l'ultimo a 19 settembre lo stesso anno, suggellarono col sangue il santo amore di patria. In memoria il municipio di Palermitano il 14 aprile 1890, per la libertà della Sicilia, in questa chiesa sacra a Dio e ai suoi santissimi martiri. In questa piazza triangolare si erge una torre costruita nel 1731, un campanile con delle campane che ricorda il campanile di Enna. Su questa strada abbiamo anche il toponimo Piazza Santissimi 40 Martiri al Casalotto. Qui siamo in via Maqueda e c'è la via che ricorda questi 40 martiri.